Sono le 7:22 del 21 aprile 2026. Buongiorno Taranto, bentrovati a questo nuovo appuntamento con la musica e l'informazione mattutina di Cittadella alla radio. Bentrovati, anzi bentornato a me stesso dopo qualche giorno di libertà. Non so se vi sono mancato o meno, ma innanzitutto grazie a Enzo Ferrari per le levatacce insomma di questi giorni, per aver garantito questo servizio di informazione della mattina di Cittadella e avermi dato la possibilità insomma anche di vivere qualche giorno di riposo. Buongiorno Piero Caffio che oggi guida la parte tecnica, e buongiorno a tutti coloro che sono sintonizzati sui 96.5 e sul canale 94 del digitale terrestre. Oggi una giornata particolarmente intensa di roba da raccontare. Cominciamo dai disagi, cominciamo dal Borgo e dall'intera città. Divieti di sosta, lavori, cerimonie, prove anzi della cerimonia, città praticamente paralizzata. Oggi ne parleremo con Maurizio Chiatante, presidente del comitato cittadino Virgilio, e con lui cercheremo di capire qual è la situazione al Borgo di Taranto, dove oggi si svolgeranno le prove della cerimonia del giuramento della Marina Militare e insomma da ieri raffiche di multa, cambi di marcia, insomma sta succedendo di tutto, lavori da un'altra parte vicino, insomma c'è davvero di tutto. E poi questo grande momento di transizione Taranto può farcela, è il messaggio lanciato da Confartigianato che continua il suo convegno, il suo focus. Oggi ne parleremo con Fabio Paolillo. E poi Abfo e Migrantes, nel momento in cui in Italia il Presidente della Repubblica boccia un emendamento che insomma quasi invitava gli avvocati a cacciare da questo paese l'Italia in cambio di soldi, a Taranto si firma un accordo all'insegna dell'umanità tra Abfo e Migrantes. Ne parleremo con Eleonora Occhinegro. E poi torneremo a parlare di Nave Garibaldi, perché insomma gli appelli e tutte le voci non sono bastate, servivano i progetti, servivano i soldi, e infatti Nave Garibaldi ormai come dire quasi verso il largo a favore dell'Indonesia. Ma oggi è martedì e quindi chiuderemo la giornata con la nostra rubrica Casa tutto a posto. Parleremo di un caso particolare di violenza di genere con la nostra Gabriella Barcariol, ma anche con la psicologa Graziana Calò. Cercheremo di analizzare una situazione per provare a capire elementi comuni di storie che magari, chi lo sa, ci sono particolarmente vicine. Questo e tanto altro oggi sui 96.5 e sul canale 94, quindi mi raccomando restate con noi. Adesso c'è l'oroscopo di Maia. L'oroscopo di Maia. Buon martedì a tutte e a tutti da Maia e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, un'energia speciale porta a maggiore sintonia con sé e con gli altri. In amore si ritrova la complicità, mentre nel lavoro una nuova prospettiva aiuta a vedere le cose con più chiarezza. Toro, tante intuizioni interessanti, ma serve metodo per concretizzarle. In amore c'è bisogno di fare più chiarezza, mentre nel lavoro è un buon momento per progettare. Gemelli, l'immaginazione è alle stelle, ideale per chi lavora in ambiti artistici. In amore le emozioni sono profonde, ma è importante esprimerle senza timore. Cancro, la giornata porta con sé il desiderio di cambiare qualcosa nella routine quotidiana, e allora ascoltate e soddisfate il vostro bisogno. In amore una conversazione sincera può rafforzare il rapporto. Leone, la voglia di novità è forte, ma è necessario mantenere un certo equilibrio. Nel lavoro meglio evitare scelte impulsive, è più che altro un periodo di attesa. Vergine, il momento è adatto per analizzare ogni situazione con attenzione prima di agire. In amore è importante non lasciarsi trascinare dalla gelosia. Bilancia, precisione e metodo saranno fondamentali per affrontare la giornata con successo. In amore un gesto spontaneo può fare la differenza. Scorpione, cercate di gestire con pazienza le eventuali tensioni lavorative. Evitate risposte brusche che potrebbero compromettere la vostra posizione. Davanti alle difficoltà, concedetevi una pausa. Sagittario, approfittate di questo cielo per dare il massimo nel lavoro. Le opportunità di successo non mancheranno. Restate però con i piedi per terra e agite con prudenza. Un piccolo imprevisto potrebbe presentarsi quando meno ve lo aspettate. Capricorno, da tempo nutrite preoccupazioni riguardo al lavoro, temendo possibili cambiamenti drastici. Sarà importante rivedere alcune questioni e avere un piano alternativo pronto. In amore, l'equilibrio sarà precario.
Acquario, è il momento di rimboccarsi le maniche, altrimenti rischiate di essere sopraffatti dall'insoddisfazione. La serata sarà adatta a rilassarsi con un buon libro, un film o una conversazione con persone a cui volete bene. Pesci, la giornata si prospetta nel complesso piacevole, nonostante qualche piccolo ostacolo. Date spazio alla creatività e cercate di mantenere le mani impegnate in attività produttive. Oggi vi saluto con le parole di Aristotele. Le persone perfette non combattono, non mentono, non commettono errori e non esistono. Ciao a tutti e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. Sembrava uno di quei meme presenti, le persone perfette non esistono. Ah no, invece Maya sostiene che non esistano, va bene, non solo lei. Allora, andiamo invece a guardare le prime pagine dei quotidiani. Cominciamo col Corriere del Mezzogiorno, che apre con la cronaca di Bari. Guerra tra clan e allarme a Bari, agguato vicino al porto. A poche ore dalla sparatoria in discoteca, ferito un 21enne. Dopo l'omicidio del pregiudicato Filippo Scavo prende consistenza il timore di un'escalation. Avete sentito della storia, insomma, dell'omicidio avvenuto alle Divine Follie di Filippo Scavo, membro ritenuto vicino al clan degli Strisciuglio, anzi non vicino, insomma un elemento di spicco del clan Strisciuglio. Subito dopo sono apparsi anche dei messaggi sui social, poi rimossi, nel quale alcuni esponenti, insomma, annunciavano la vendetta. Li uccideremo li massacreremo uno per uno, era questo più o meno il senso. Insomma, sono partite quindi gli allarmi, tra virgolette, affinché, insomma, questa escalation possa essere controllata subito dallo Stato. La tragedia arriva dal Salento, gioca con una pistola ma parte un colpo, muore un ragazzo di 17 anni, è successo a Lecce. Insieme a lui in quel momento c'erano il fratello maggiore e un amico. Andiamo a dare un'occhiata invece alla Gazzetta del Mezzogiorno, che dedica l'apertura anche in questo caso alla cronaca di Bari. E guerra tra clan, omicidio in discoteca, indagini sulla mafia barese. C'erano già state altre liti e poi Scavo conosceva i killer. Città violenta, quel marchio da evitare, il commento in prima pagina del direttore di Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza. A Taranto invece Flax è in Italia per l'ex Ilva, abbiamo il progetto migliore. Poi l'ira di Confindustria contro, diciamo, il rischio di desertificazione Taranto. E chiudiamo invece con la cronaca che riguarda la Puglia e arriva invece da Roma/Milano. Dossier e telecamere, la squadra Fiore entrò nella Popolare di Bari. Vi ricordate l'inchiesta sugli spioni milanesi, quella del super poliziotto che insomma accedevano a banche dati, visitavano e cercavano di raccogliere informazioni su più persone? C'era anche una costola, a quanto pare romana, che avrebbe avuto a che fare con una parte della Puglia, in particolare avrebbe spiato all'interno di Banca Popolare di Bari. Noi ci fermiamo per la prima parte della nostra rassegna stampa, tra un po' tutti gli altri giornali. Ora però c'è la New Hit. Madame è lo stesso Marrakesh, la New Hit delle 7.30, e ora noi continuiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani. A Bari l'apertura dell'edicola è dedicata ai migranti, la toga non si vende, e l'intervento congiunto del procuratore Roberto Rossi e dei penalisti baresi contro l'emendamento della Lega che prevedeva un incentivo di 650 euro per gli avvocati che avrebbero favorito e collaborato per la remigrazione degli stranieri, un provvedimento tra l'altro bloccato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E mentre, come vi dicevamo, in Italia accadono di queste robe, a Taranto invece si firma uno splendido accordo all'insegna dell'umanità tra l'ABFO, la realtà meravigliosa di Taranto, e l'associazione Migrantes, ma ne parleremo più tardi con Eleonora Occhinegro. E poi ancora al centro della pagina si parla di sport e violenza. Monopoli, caccia ai teppisti del derby, la paura di giocatori e racchettapalle. La foto pubblicata dal quotidiano è davvero emblematica. Ci sono i calciatori, i racchettapalle, insomma tutti nascosti dietro uno di quei pannelli pubblicitari a bordo del terreno di gioco. E poi ex Ilva, indotto e Confindustria contro Bitetti, l'ira degli imprenditori industriali dopo la decisione di
bloccare, sospendere l'attività della centrale elettrica, verso la quale nel frattempo Acciaierie d'Italia ha fatto ricorso. Se ne parla anche su un quotidiano, e proprio sul quotidiano l'apertura invece è dedicata a deviazioni, multe e polemiche, giornata nera del traffico in città, cedimento in Viale Ionio, lavori urgenti, i divieti per il giuramento, rimozioni e caos. E proprio questo sarà l'apertura della nostra puntata di oggi, con il presidente del comitato cittadino Virgilio nel Borgo di Taranto. Andremo a dare un'occhiata a quello che sta accadendo e che accadrà anche oggi, perché prove della cerimonia, lavori in corso, Viale Maria Grecia bloccata. Sarà davvero una di quelle giornate da dimenticare. E come vi dicevamo, anche su quotidiano si parla della fabbrica centrale Xilva, ricorso al TAR di acciaierie adempienti, cioè acciaieria replica all'ordinanza del sindaco, che dice: abbiamo sempre rispettato tutto quello che c'è stato imposto dall'autorizzazione integrata ambientale. Chiudiamo con la cronaca, la stangata al clan di Salinella, traffico e spaccio. Sono 24 le condanne. L'operazione denominata Leon, che colpì la parte del clan Leone alla Salinella di Taranto, la cocaina per il capoluogo, fino a 16 anni e 8 mesi di reclusione, la pena maggiore inflitta dal giudice di Lecce. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa e cominciamo gli approfondimenti. Lo facciamo con i divieti di sosta, appunto, che vi dicevamo, più in generale la situazione del traffico e della vivibilità nel Borgo Umbertino. In particolare lo faremo con Maurizio Chiatante, presidente del comitato Virgilio. Ma ora c'è Temper City. 7:39, siamo tornati in diretta, siamo pronti per cominciare gli approfondimenti di questo 21 aprile e lo facciamo partendo dal Borgo di Taranto. Oggi le prove del giuramento della Marina Militare sulla rotonda di Lungomare e lavori in corso, divieti di sosta, una serie di situazioni che renderanno ancora più complicata la vita nel centro cittadino. E da ieri pomeriggio, tra l'altro, sono partite le raffiche di multe a coloro che non hanno tolto la macchina dove era vietato, ma la situazione è, come al solito, forse anche un po' di più caotica. Ne parliamo con il presidente del comitato cittadino Virgilio, Maurizio Chiatante, che è in collegamento con noi. Buongiorno Chiatante. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora Chiatante, un'altra giornata di quelle, particolarmente rock nel Borgo Umbertino. Fantastico, un caffè amaro stamattina, perché voglio dire, già la città e soprattutto il borgo è sottoposta del fuoco amico, nel senso che ci sono cantieri, ci sono restringimenti di strade, situazioni come il lungomare di Taranto che ancora non è pronto. Il cittadino in questo momento, soprattutto parlo del borgo perché il comitato cittadino Virgilio si rivolge al borgo soprattutto, stressato, per non usare altri termini un po' più forti. In questo momento di profondo cambiamento della città e quindi anche del borgo, i lavori delle BRT, gli interventi che si stanno facendo sul manto stradale, era proprio necessario avere un giuramento della Marina Militare sulla rotonda, Chiatante? Guardi, devo essere sincero con lei, è proprio inopportuno in questo momento storico, proprio per quello che ho detto prima. Troppi lavori, troppe situazioni, pochi parcheggi in questo momento. La situazione, voglio dire, per il giuramento solenne sarà per 4-5 giorni, è partito già da ieri con le limitazioni, i divieti, le multe. Diciamo che si poteva fare in altri siti. Noi abbiamo fatto una petizione online su cerge.org, appunto, per cercare altri siti. Voglio dire, la Marina Militare a Taranto ne ha un bel po', tipo adesso mi viene in mente la stazione nuova al Chiapparo, che ha la stazione navale Margrande. Sì. La stazione navale Margrande, che ha
un piazzale abbastanza ampio, nonché anche bello perché poi è circondato dal mare e anche dalle unità navali della Marina Militare. Dalle unità navali, certo, e quindi è molto più, diciamo così, suggestivo. Poi sinceramente i turisti, i genitori che arriveranno a Taranto vedranno comunque il lungomare che sta in condizioni, insomma, maluccio. Bene. Incoraggiante, diciamo. Sì. No, però, è incoraggiante. Poi mi pare di capire, mi pare di ricordare stamattina, e io sono uno di quelli che vive al borgo, e stamattina ho dovuto diciamo, mi capita di prendere la macchina prima delle 7 per cominciare questa trasmissione, quindi diciamo non è stato un problema. Però in Corso Due Mari ho visto altri divieti di sosta per i lavori che si stanno facendo, quindi ci sono entrambi i lati praticamente del borgo, guardando il ponte girevole, e bloccati sostanzialmente, quindi sarà davvero, cioè, una mattinata complicata non solo per il parcheggio ma anche proprio per la viabilità. Ma io infatti faccio un appello al sindaco, perché in realtà tutto questo viene poco pubblicizzato. Io lo so che leggo anche sui giornali che bisogna andare sulle bacheche, sul sito, eccetera, però voglio dire al sindaco che il borgo, cioè che nel borgo ci sono molti anziani, anche invalidi, quindi secondo me sarebbe stato opportuno affiggere delle avvisi a sugli androni, ovunque, appunto per spiegare meglio i disagi che comunque ci saranno da ieri, che ci sono da ieri fino al 24. C'è una comunicazione sostanzialmente più capillare, più reale, concreta, chiedante. Questo è quello che insomma state chiedendo. Certo, altro appello, se posso rubarle un minuto. Assolutamente. Un altro appello chiaramente al sindaco è: noi stiamo mandando, cioè il comitato cittadino sta mandando insomma segnalazioni di buche, di insomma situazioni anche pericolose per il cittadino. Io chiedo soltanto che ci devono ascoltare, cioè noi vogliamo dare una mano al comune, però il comune ci deve comunque sentire, non è possibile questo muro invisibile fra il comune e il cittadino, non va bene. Va bene. E allora, speriamo che qualcuno vi ascolti. Intanto, grazie per essere. Un'ultima cosa, che succede? Sì, proprio l'ultimissima. Io poi chiedo al cittadino, cercate di essere attivi. Cercate di non scrivere il commentino, capito, sui social e basta, cioè cercate di scendere in piazza, di scrivere PEC, di essere un po' più attivi nella vita cittadina. Tutto qua. E anche di fare ciascuno la sua parte, poi diciamo rispettando almeno le regole che ci sono, e là dove non si condividono di combattere nel modo in cui proponeva Chiatante. Intanto grazie davvero a Maurizio Chiatante, presidente del comitato cittadino. Virgilio, buona giornata e buon lavoro. Arrivederci, grazie a tutti. Noi ci fermiamo, c'è un po' di pubblicità. Quando torniamo parliamo di Taranto, Confartigianato, imprese e di un traguardo possibile. Gli Smiths direttamente dal 1984, e ora torniamo invece al presente per parlare di Taranto. Di Taranto può farcela se è il nome del forum organizzato da Confartigianato per avviare un confronto sincero tra istituzioni e sistema economico sui nodi concreti dello sviluppo economico. Ne parliamo questa mattina con Fabio Paolillo di Confartigianato Taranto. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, ben trovati a voi, grazie. Allora Paolillo, un percorso in cui state cercando di capire come rendere davvero efficaci le risorse disponibili in questo momento storico, non sono poche oggettivamente, e provare a generare lavoro. Sì, per usare le stesse parole tue, stiamo cercando di capire il perché non si stanno rivelando efficaci invece tutta questa montagna di soldi che la Comunità Europea, lo Stato, la Regione mette a disposizione e gestisce per la riconversione e la diversificazione di Taranto.
purtroppo noi viviamo di un paradosso, che siccome sono già qualche anno che abbiamo questo aiuto, abbiamo le nostre imprese che comunque continuano a dirci che non stanno lavorando, che sono in crisi. Questo lo possiamo vedere tranquillamente nelle nostre strade, le serrande si abbassano, quindi c'è questa distanza tra l'economia reale e le buone intenzioni, ma sono anche i fatti, cioè praticamente le opere che si stanno facendo. Siamo andati a fare un esame, una verifica nei documenti programmatici di tutti questi enti che gestiscono le gare di appalto, i bandi, e ci siamo accorti che effettivamente sono tutte attività che non sono fatte a misura per la città e per le nostre imprese. Praticamente in soldoni. Una domanda, nell'estrema sincerità, insomma, nell'onestà intellettuale che le riconosciamo. Sono anche le nostre imprese che non sono a misura del bando, cioè nel senso continuiamo ad avere imprese che rimangono piccole e non crescono e quindi non si mettono nelle condizioni, o sono dei bandi in qualche modo che tagliano fuori completamente tante piccole e medie imprese? Sono entrambe le cose. Praticamente noi abbiamo le nostre imprese che non è che l'abbiamo scoperto oggi che eravamo così, cioè le nostre imprese stavano già, il nostro tessuto economico era già composto di piccole imprese, perché sappiamo ormai che la grande industria a Taranto era solo l'Ilva, poi per il resto sono tutte piccole imprese. Questo magari è anche questo da andare un dato da andare a esaminare. Però chi ha fatto e quando si è programmato questo aiuto, perché qua stiamo parlando di un malato che andava curato, no? Se no non ce l'avrebbero dato, perché sono misure e risorse che sono solo per Taranto, non è una cosa che è stata fatta come PNR per tante altre parti. Ci sono delle misure, stiamo parlando di oltre 1,5 miliardi di risorse dedicate esclusivamente a Taranto, e quindi la terapia è stata fatta per Taranto. Probabilmente chi doveva programmare o quando si è programmato non abbiamo tenuto conto che il tessuto imprenditoriale non poteva arrivare così com'è ai bandi che si sono scritti, alle gare che si sono fatte. Questa cosa sta impedendo alle imprese di partecipare, e teniamo presente che è un treno che passa adesso, non è che passerà anche l'anno prossimo, probabilmente per tantissimi anni non passerà più. Lo forum serve per questo. Ecco, un'ultima cosa, Paolillo, gli ultimi veramente 30 secondi. Avete già trovato delle piccole, non dico soluzioni, ma non lo so, delle piccole modifiche da compiere, dei passi da fare per evitare di perdere definitivamente questo treno? È nell'evoluzione del forum, che è di 3 giornate, non è un convegno, non ci interessano più i convegni. La prima giornata è stato un confronto schietto diretto, dove tutti abbiamo potuto chiedere, e gli attori coinvolti tutti sono venuti, devo essere sincero, quindi è una soluzione che ha coinvolto tutti. La terza giornata ci sarà un manifesto con gli impegni. I nodi sono chiari, sono venuti al pettine, sono nodi che richiedono delle leggi, dei cambiamenti di norme, regolamenti, e quindi questo è l'impegno che poi verrà dalla discussione, che andremo a chiedere a tutti quelli che hanno il dovere di aiutare Taranto per il ruolo che hanno. E allora non resta che attendere, insomma, che i lavori siano conclusi e magari, insomma, che qualche soluzione arrivi, e soprattutto che in tanti la capiscano, perché non è una cosa scontata. Intanto grazie a Fabio Paolillo per essere stato con noi e buon lavoro a Confartigianato. Grazie a tutti voi, buon lavoro. Noi ci fermiamo per il giornale radio La Musica. Quando torniamo invece parliamo di cose belle, un accordo tra l'Abfo di Taranto e Migrantes per restare umani. A tra pochissimo. 9 minuti dopo le 8, seconda ora insieme con Buongiorno Taranto, e adesso torniamo a parlare di un argomento che sta tenendo banco in Italia e non solo. Il Colle, il Quirinale, ha bloccato l'emendamento voluto dal governo che prevedeva un incentivo di 650 euro per gli avvocati che avessero scelto di collaborare con lo Stato, il governo, alla remigrazione, sostanzialmente a mandare via dall'Italia i migranti non regolari e come dire
una scelta che in qualche modo sembra confliggere particolarmente con il principio di restare umani e insomma, ma soprattutto sembra confliggere con le finalità dell'attività proprio forense degli avvocati. Un'attività del genere sostanzialmente avrebbe anche comportato in alcuni casi l'ipotesi di reato di infedele patrocinio, e mentre insomma in Italia avviene tutto questo, Taranto ha diciamo invece raggiunge un altro bel risultato dal punto di vista dell'umanità. L'accordo tra l'ABFO, l'associazione benefica Fulvio Ochinegro, e l'associazione Migrantes, che insomma ci porta a restare umani un po' di più. Ne parliamo questa mattina con Eleonora Ochinegro di ABFO Taranto. Buongiorno Eleonora, ben trovata. Buongiorno Ciccio, bentrovati a tutti quanti. Allora, un accordo che, insomma, a differenza di quello che avviene a livello nazionale, ci spinge a essere un po' più umani. Taranto ogni tanto riesce a dare il buon esempio all'intera nazione. Lo speriamo, anzi devo dire la verità, forse questo è davvero il nostro reale obiettivo, dare proprio un segno di speranza che ancora esiste un'umanità vicina alle persone che vengono giustamente spesso definite invisibili, no? Proprio perché spesso dimenticate dalla società e proprio anche proprio dalla cultura, no? Perché viene quasi insegnato sin dai bambini che queste persone devono essere evitate, che sono pericolose, eccetera. Quindi il nostro messaggio è che in realtà, a maggior ragione poi per quanto riguarda la sanità, non esistono, non possono esistere differenze. L'obiettivo che abbiamo perso. Perdonami, ti rispondo. No, noi ti vediamo benissimo, non ti preoccupare, è tutto perfetto, Ele, grazie. Perfetto. Lascia stare il telefono, non toccare più il telefono. Ok. No. Qual è sostanzialmente, ecco, da questo punto di vista, da un punto di vista concreto, i servizi che mettete a disposizione dei migranti? Allora, è necessario chiaramente fare un piccolissimo passo indietro, perché in realtà questo progetto, appunto in collaborazione con la Fondazione Migrantes e quindi a favore appunto dei migranti, in realtà si inserisce in un progetto che è già attivo nella nostra associazione, appunto nel nostro poliambulatorio medico, dove già da diversi anni effettuiamo delle visite gratuite alle famiglie della nostra città, che chiaramente insomma non hanno la possibilità di permettersi una visita privata e ahimè di permettersi spesso le lunghissime attese della sanità pubblica. Quindi in realtà si inseriscono adesso questi nuovi utenti segnalati dalla Fondazione Migrantes, appunto inserendosi però in un progetto che per noi è già, possiamo dire, già avviato e già comune nella nostra associazione, dove tantissimi medici, anzi io approfitterei, Francesco, se me lo consenti, anche di fare un appello, perché è anche importante parlare di questo servizio e magari capire se del personale medico, paramedico, eccetera, infermieri o quant'altro possa essere vicino, possa affacciarsi alla nostra associazione per questo servizio che noi già facciamo da tempo. Chiaramente insomma io personalmente, che sono optometrista insieme ad altre dottoresse, insieme anche a mio fratello che è il presidente dell'associazione ABFO e che è medico oculista. Ci occupiamo di tutto ciò che riguarda la parte degli occhi, quindi la parte medica a mio fratello, io con la dottoressa oggi non mi sta venendo. No, lascia stare i nomi, diciamo, comunque vi occupate di questa parte. Della parte optometrica, esatto, e poi c'è un team comunque di medici che ci affianca in questa avventura che molto spesso, mi piace poi sottolinearlo, non è un semplice servizio a favore di queste persone, ma molto spesso è anche un arricchimento per noi stessi operatori, ma come sempre poi avviene in questo meraviglioso mondo del volontariato. Un'ultima domanda, Eleonora, perché poi diciamo già mi aspetto le solite polemiche, badano agli stranieri e non badano agli italiani. Vogliamo ricordare da quanti anni e per quanto tempo e quante famiglie ABFO sostiene, senza fare differenza fra nazionalità, provenienza, ma semplicemente tutti accomunati dal fatto di essere umani?
Ma allora, in verità una eventuale polemica che, ahimè, insomma, voglio dire, no, è doveroso aspettarsi, è realmente infondata in modo, cioè se già, ecco, lo è in valore assoluto, a maggior ragione poi, ecco, rivolta all'Abofo, perché l'Abofo in realtà nasce per essere vicina alle famiglie che vivono in condizioni di disagio, in modo particolare sociale, non ancora più che economico, della nostra città. Attualmente siamo in contatto con circa 400 famiglie, seguendole, ecco come realmente si fa con una famiglia, quindi occupandoci in modo particolare dei bambini, di tutto ciò che ci si occupa, di cui ci si occupa in una famiglia, quindi il dopo scuola, quindi appunto le visite mediche, come abbiamo detto, ma anche quei piccoli aspetti ludici, che so, organizzare il battesimo, e quindi organizzare anche le bomboniere, occuparsi, che so, dei vestiti. Cioè noi seguiamo le famiglie davvero, ecco, come una famiglia. Spesso siamo noi stessi volontari ad andare ai loro colloqui quando magari, ecco, i genitori sono assenti o quasi assenti. Chiaramente, insomma, tutto questo è possibile grazie a uno strettissimo lavoro e rapporto con i servizi sociali, no? Con cui siamo sempre in strettissimo contatto. Chiaramente, ovviamente, non possiamo pensare che in modo particolare poi la sanità possa essere rivolta soltanto a chi è più vicino o chi ha la pelle bianca come la nostra. Ecco, sarebbe proprio un paradosso dover pensare questo, e quindi abbiamo accolto con grandissima ma direi anche naturalezza l'invito della Fondazione Migrantes a estendere il nostro servizio, ripeto, già attivo e operativo a favore delle famiglie che seguiamo, anche verso, ecco, questa nuova utenza. Ma devo dire la verità, Ciccio, forse a costo, ecco, di sembrare anche banale, retorica, in realtà per noi non è stato neanche, ecco, una decisione che è stata presa dopo lunghe discussioni. È quasi automatico, diciamo. Ma è un passo assolutamente automatico, ripeto, quando si guarda all'anima, al cuore delle persone, è evidente che lì non esistano colori, differenze, null'altro, e non potevamo assolutamente, ecco, girarci dall'altra parte. Grazie ad Eleonora Occhinegro, grazie all'Abfo di Taranto e all'Associazione Migrantes per questo nuovo impegno, e buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie, ciao, grazie a voi per questa opportunità. Noi ci fermiamo invece per un po' di pubblicità. Ho fatto tardissimo, scusate, ma recupereremo presto, quindi non andate via, restate con noi. Dire Straits, il nostro Rewind. Siamo tornati in diretta per parlarvi invece di qualcosa che sta avvenendo esattamente in queste ore, e cioè il viaggio di nave Garibaldi sempre più vicino e inesorabile verso l'Indonesia. Addio alle speranze di un polo museale, ci racconta tutto Enzo Ferrari. Garibaldi addio, nessun museo, nessun albergo galleggiante per turisti in cerca di alloggi molto particolari. La portaerei della Marina Militare Italiana, finora a distanza a Taranto, salperà per l'Indonesia. Dopo il Senato, infatti, anche le commissioni difesa ed esteri della Camera hanno formulato il loro parere favorevole alla cessione gratuita alla Marina Militare indonesiana. Sfuma quindi il sogno tarantino di trattenere uno dei gioielli della flotta italiana. Per tentare la missione impossibile si era mossa la Camera di Commercio, ma non si è mai riusciti a proporre un progetto definito, concreto e realizzabile. E quindi nave Garibaldi avrà nuova vita in Indonesia. La sua prima e gloriosa vita la portaerei l'aveva vissuta per oltre 40 anni come elemento di punta della flotta aeronavale italiana, con la partecipazione a missioni internazionali, dalla Somalia ai Balcani fino alle più recenti missioni NATO. Posta in riserva dal 31 dicembre 2024 per raggiunti limiti di età, nonostante gli interventi di ammodernamento tecnologico, nave Garibaldi non risulta più in linea con gli standard operativi attuali. Di qui la decisione di cederla alla Marina Militare indonesiana. La cessione gratuita ha il sapore della beffa, ma viene giustificata con la legge impietosa delle cifre. Il suo mantenimento in riserva costerebbe 5 milioni all'anno, mentre la demolizione avrebbe un costo che sfiorerebbe i 19 milioni di euro. E così, nonostante il suo valore complessivo venga stimato in 54 milioni di euro, nave Garibaldi viene ceduta gratuitamente, anche se in cambio l'Indonesia assicurerebbe importanti commesse alle maggiori aziende italiane che operano nel settore difesa, soprattutto in quello navale e aeronautico. In particolare si parla di commesse per la fornitura di sommergibili, velivoli da addestramento avanzato e piattaforme di pattugliamento marittimo.
Dopo aver visto andare via il Vittorio Veneto, Taranto perde quindi anche il Garibaldi. Al di là delle esigenze della difesa, resta l'amara constatazione che la città ancora una volta sconta i suoi soliti errori. Si è mossa in ritardo, andando a rincorrere invece che giocare d'anticipo, e comunque sempre senza la necessaria spinta politica che dal livello locale a quello nazionale avrebbe dovuto incidere su scelte e progetti. Insomma, le solite cose che abbiamo sentito in altre vicende. Grazie ad Enzo Ferrari per averci raccontato nel dettaglio cosa avverrà. Adesso invece noi ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo invece vi raccontiamo le ultime novità della cronaca cittadina. Intanto vi lasciamo in compagnia di Chiello e di questo suo pezzacchione, si chiama, anzi, Ti penso sempre. La nostra new hit delle 8:30 e ora, come annunciato, 2 minuti dedicati alla cronaca cittadina e facciamo servizio pubblico. Vi ricordiamo cosa non fare se in questo momento siete collegati sui 96.5 e siete in auto in direzione Taranto. La prima cosa da non fare è sicuramente quella di arrivare a Viale Virgilio in fondo con l'auto, perché è tutto bloccato. Viale Magna Grecia sotto lavori per un cedimento stradale nei giorni scorsi, deviazione su Via Campania e poi insomma si cerca di arrivare nel modo più complicato dalle parti di Viale Magna Grecia, ed è veramente una sorta di apocalisse, una specie di Armageddon automobilistico che sta mettendo a dura prova la pazienza dei guidatori tarantini. Ma attenzione, perché questo è solo un assaggio di quello che in realtà accadrà questa mattina nel centro di Taranto, nel Borgo Umbertino. Ne abbiamo parlato questa mattina anche con Maurizio Chiatante, ma torniamo per ricordarvi una serie di appuntamenti. Sulla rotonda e sul primo tratto di lungomare ci sono le prove del giuramento della Marina Militare, quindi insomma a partire dal ponte girevole, strada bloccata davanti all'Ammiragliato, si va per via Matteotti, poi via Regina Margherita, via D'Aquino, controsenso in via Cavour verso il Palazzo della Provincia, per capirci, e poi si torna su via Anfiteatro. Ma ovviamente non ci facciamo mancare niente, quindi se dalla parte destra, guardando diciamo con il ponte alle spalle la città nuova, il borgo, sulla parte destra quella parte è bloccata per il giuramento, dall'altra parte, diciamo all'altezza di Corso Due Mari tra via Pitagora e via Roma, ci sono una serie di altri lavori in corso. A Corso Umberto ci sono lavori in corso, rifacimento del manto stradale, una serie di altre attività, quindi come dire, sarà davvero l'ira di Dio. E allora il consiglio migliore è quello di utilizzare i park and ride, utilizzare i parcheggi, utilizzare le biciclette, i monopattini, magari anche i cavalli, suggerisce Michael Schino dalla regia, perché tanto insomma al massimo lasciano un po' di polifosfato organico vivente, ma è biodegradabile, quindi diciamo fastidio non dà, rispetto magari riempie anche le chiazze che abbiamo sui manti stradali a Taranto. Però ecco, al di là delle battute, insomma, fate attenzione, se siete in macchina, raggiungere il centro è molto più facile probabilmente con i mezzi pubblici che con i mezzi privati, perché non solo A bisogna arrivarci, B bisogna trovare il parcheggio, e poi alla fine se invece riuscite ad arrivarci a parcheggiare in poco tempo, andate a giocare il Super Enalotto, perché è davvero il vostro giorno fortunato. E allora ci fermiamo invece un attimo, noi tra pochissimo cominciamo la nostra rubrica a casa tutto a posto con la nostra Gabriella Barcariolo. Parleremo di violenze sulle donne, di codici rossi, ma non solo, anche di nuove prospettive di legge. Lo faremo con Graziana Calò, che è una psicologa, quindi mi raccomando, restate con noi. Soffia Noemi con Farfalle, pezzo con cui diamo il bentornata qui a Cittadella alla nostra avvocata del cuore. Bentornata Gabriella Barcariolo. Grazie, ben ritrovati a tutti. Siete mancati. È davvero? Sì, non ti crede nessuno, sì. Ma comunque siamo felici che insomma diciamo tu abbia anche voglia insomma di dare sfogo a questa parte diciamo di ipocrisia, ma va bene, grazie, figurati, no, ci credo che ti siamo mancati martedì scorso. Bene, e allora riprendiamo quindi a maggior ragione, con maggior impegno, questa nostra rubrica a casa tutto a posto. Parliamo oggi di una questione particolarmente, come dire, delicata, significativa. Partiamo da una storia, quella dell'uomo che a Bisceglie, credo, sì, ha spinto sua moglie, o l'ha
quasi ex moglie, mettiamola erano in così, procinto di separarsi, che sembra essere ha spinto quello. la donna dal balcone, dopodiché si è tolto la vita. L'ennesimo femminicidio, suicidio, che insomma racconta di un fenomeno che nonostante tutto quello che si racconta e che si tenta di fare, in realtà sembra non trovare un argine. Io lo vedo dilagante. Ho sentito anche nella vostra rassegna prima anche un altro evento, un altro caso, nel cui il marito ha ucciso la moglie, indipendentemente dalla violenza. Ecco, noi riusciamo a mettere insieme tante buone iniziative, come per esempio quella legislativa del codice rosso, gli interventi, sì. Però sono interventi ex post, no? Cioè noi facciamo successivi, repressivi. Sì, è repressivo. Di fatto sì. Di fatto dobbiamo renderci conto che abbiamo una generazione, abbiamo sempre parlato di questi giovani ragazzi, alcuni molto fragili, anche e soprattutto dal mio punto di vista per la mancanza di una piena genitorialità da parte dei loro genitori, no? Quindi casomai campanelli di allarme, tutto quello che la famiglia prima faceva, il controllo, mi ricordo che avevamo parlato anche di quei ragazzi che alle 3 di notte avevano chiamato davanti alla sala giochi. Quella è una cosa pazzesca, no? Pensare che dei ragazzini di 12 anni, la polizia è costretta a chiamare alle 3 di notte genitori di bambini di 12 anni, 13 anni per dire prendeteli a prendere, certo. No? E sono dei campanelli che ci fanno capire quella che è la realtà. Giochi che era stata oggetto di una sparatoria, quindi non è che parliamo di assolutamente. Quindi ci rendiamo conto che c'è qualcosa che è un cortocircuito. E allora a chi possiamo chiedere, un consiglio da questo punto di vista? Alla nostra psicologa. Diamo il bentornato anche alla nostra Graziana Calò. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao Graziana, ciao. Dottoressa, allora ci sono dei segnali, oltre alla repressione, magari guardare alla prevenzione, soprattutto nei giovani, come diceva Gabriella, per le famiglie è possibile? Ci sono dei campanelli d'allarme, mi riferisco anche soprattutto a noi maschi in qualche modo, no? Ci sono dei segnali che le famiglie possono cogliere per dire... Non dico che è un potenziale maltrattante, però ecco, sicuramente non è su una strada che porta a essere una persona serena. Certo, sì, sicuramente dobbiamo partire dal dialogo fra genitori e figli e poi non dobbiamo sottovalutare che nella stragrande maggioranza dei casi le informazioni sulla condotta da avere sulle emozioni, le pulsioni che si provano in tenera età, l'informazione è autonoma e viene fatta in autonomia sui dispositivi, un po' come noi adulti facciamo, noi adulti in qualche modo in difficoltà, quando cerchiamo una terapia ad un nostro malanno. E quindi che cosa succede? Che questi ragazzi fanno una ricerca via internet su quelle che sono le proprie pulsioni, il loro stato d'animo e quindi vengono lasciati soli, completamente soli, distaccati dai genitori e quindi dall'adulto di riferimento. Qui l'Ordine Nazionale e l'Ordine della Puglia ha fatto riferimento ha fatto una lettera scritta dove si chiedeva appunto un intervento specifico nelle scuole, perché c'è stato il decreto, la proposta di decreto legge del ministro Valditara sul limitare, se non escludere, l'educazione sessuaffettiva nelle scuole. Quindi nel momento in cui... Che mi sembra la mossa migliore, nel momento in cui... quella... Lo dico ironicamente, ovviamente. Diciamo che quella della Valditara era sul consenso informato, cioè nel senso che i minori a scuola, che poi sanno più di noi, perché sanno più di noi anche alle elementari, devono avere il consenso del genitore per parlare di queste cose in classe. Quindi perdiamo tutta quella fase, perché poi i genitori sono un po' ipocriti. Io veramente a volte non comprendo, sento e capisco che forse non hanno idea di quello che siano i loro figli, perché forse non lo so, credono che siano veramente bambini. È un bravo ragazzo. È un bravo ragazzo, l'abbiamo sentito anche ultimamente. Sì,
sempre, la questione è un bravo ragazzo, ma è un bravo bambino, cioè, ma fondamentalmente io so di questioni relative a bambini della classe di mia figlia, parliamo di 12 anni, che i genitori non hanno assolutamente contezza, di cui non hanno contezza. Quindi diciamo che Valditara è quello, però c'è un'altra legge che ha introdotto proprio lo sviluppo delle competenze non cognitive all'interno ed è sperimentale in questo momento, ed è una legge del 2025, del caso poi ovviamente parleremo di questo. Parliamo anche di questo tra pochissimo, e poi magari la dottoressa Calò ci darà qualche campanello proprio da leggere per i genitori che sono all'ascolto, che guardano il canale 94, per cogliere dei segnali che magari possono dirci forse è il caso di intervenire. Allora, con Gabriella Barcariol e Graziana Calone parliamo tra pochissimo, restate con noi. Dimmi che mi ami, forse una delle frasi che magari maggiormente contrasta, avvocato, con quello che stiamo provando a raccontare, di donne che magari si aspettano davvero, come diceva quella vecchia canzone, lascia che io viva un amore romantico, ti ricordi? Sì, come no. E poi purtroppo invece devono fare i conti con una realtà terribile. Proprio di questo, quando si parla di queste leggi che poi cercano, perché ormai si è capito che l'intervento deve avvenire in maniera proprio forte all'interno delle scuole, che sono quelle di aggregazione dei ragazzi, non è soltanto il campanello, abbiamo parlato di campanelli d'allarme, facendo riferimento alla figura del maschio, di chi agisce con la violenza, ma anche le donne dovrebbero capire, che, come si diceva all'epoca, non siamo crocerossine, e che sostanzialmente non possiamo salvare il mondo da quello che è i pericoli, dobbiamo essere più attente. Quindi quando si parla di questa legge che è stata introdotta ora e che ha una sperimentazione di 3 anni, è una legge che prevede ovviamente quella che lo sviluppo delle competenze non cognitive di tutti quanti, quindi sia da un lato che dall'altro, ed è una legge che però arriva nel comprendere che, dato che la didattica delle emozioni a scuola esiste già, anche se io quando ne parlo con i miei figli mi pare un po' blanda, e ho capito leggendo, approfondendo il fatto, è che non c'è la preparazione del docente piuttosto che dello psicologo, cioè non si faceva riferimento a delle figure formate, mentre questa legge ora prevede proprio il primo step, la formazione. E speriamo che questo possa contribuire anche a metterci un po' a nudo, che in qualche modo è anche il modo per essere meno aggressivi a volte, essere disarmati e disarmanti come la pace, diceva il Papa. Volevo chiedere a Graziana Calò, la psicologa che è in collegamento con noi, quello con cui ci siamo lasciati, cioè che ci sono dei campanelli d'allarme che le famiglie, magari anche gli insegnanti, possono cogliere per comprendere che se non è un potenziale maltrattante, come dicevamo prima, sicuramente non è un ragazzo che sta perseguendo una strada verso la serenità. Sì, bisogna sicuramente andare all'origine, alla formazione dell'adolescente. Bisogna considerare che l'adolescente non è un piccolo adulto, perché anche la formazione del suo cervello non è più piccola semplicemente, ma è in uno stato ancora non completo dello sviluppo. La corteccia frontale non è ancora completa, ed è la corteccia frontale quella che è deputata alla gestione degli impulsi. Quindi già ci troviamo in una situazione dove è naturale proprio dello sviluppo, della fase di sviluppo del piccolo adulto, non riuscire a controllare gli impulsi. Nello stesso tempo però le aree deputate alle emozioni, alla ricompensa, sono iperattive, e quindi sono molto reattivi a qualsiasi emozione. E quindi io, che invece sono una specie di capra ignorante, che cosa vedo, dottoressa? Cioè, cosa mi trovo di fronte? Da un lato ci troviamo di fronte ad un ragazzo che ha delle reazioni che quantomeno possono essere all'occhio dell'adulto esagerate. La prima cosa da fare è accogliere, cercare di comprendere e guidare il ragazzo in una reazione, una gestione appunto del proprio impulso, cioè è come se l'adulto, il genitore e
il professore, l'adulto di riferimento, deve guidare la macchina dell'adolescente. Questo può farlo solo e soltanto se si rende conto e prende in carico della difficoltà, che non è mancanza di volontà del proprio figlio o del proprio alunno, ma se si rende conto che non ha gli strumenti per farlo. Un po' come prendere la patente: se io non la so guidare la macchina, voglio pure guidarla bene, fare un bel parcheggio, ma non ho le capacità in questo momento, e quindi entro in un aiuto l'istruttore di scuola guida ai pedali secondari. Ecco, l'adulto dovrebbe fare questo. Tante volte la difficoltà dei genitori, qui mi sento di essere dalla loro parte, è che si fa fatica ad accettare che il proprio figlio sta diventando grande, ha degli impulsi che non sono proprio autoconservativi, e quindi ecco in e magari questo diventa ancora più complicato ammettere di aver bisogno anche ammettere di aver bisogno anche di un aiuto esterno, perché poi tutto l'abbraccio all'accoglienza che vuoi, a volte c'è bisogno di un intervento di qualcuno di Io posso dire però che molte famiglie non sono d'accordo, ecco il consenso informato, no? Non sono d'accordo, anche quando nelle scuole c'è lo psicologo che potrebbe aiutare, i genitori dicono no. Ok. Anche su in questo l'ordine degli psicologi è intervenuto fortemente, proprio perché è proprio del genitore avere questa difficoltà. Come il ragazzino non riesce a contenere i propri impulsi, così il genitore non riesce a cogliere, a vedere, diciamo. Esatto. E allora, perché è un secondo parto, è un secondo distacco. Dottoressa Calò, io sarei andato avanti per un'altra ora, ma purtroppo i tempi della nostra trasmissione finiscono qui. Torneremo sicuramente a parlare anche di questo argomento, quindi grazie Graziana Calò per essere stata con noi questa mattina. Grazie. Martedì prossimo ci rivediamo invece con la nostra Gabriella Barcariol, grazie davvero. Grazie a voi. E grazie al nostro Piero Caffè Macoschino per aver guidato la parte tecnica. Chiudiamo con una notizia di cronaca appena arrivata: un nuovo incidente nell'ex Silva di Taranto, nell'altoforno 4, un operaio della ditta è ferito ad una gamba ed è in questo momento in infermeria. Vi daremo maggiori informazioni nel corso della giornata, e l'appuntamento col TG è alle 14 sul canale 94. Nel frattempo mi raccomando, non andate via, perché Cittadella la radio e Cittadella TV hanno tanto da offrire.